Bentornati e bentrovati a Storie. Il mondo greco ci riserva spesso delle sorprese interessantissime, derivanti soprattutto dal fatto che è nella periferia che avvengono le cose più importanti, non tanto ad Atene, non tanto a Sparta, quanto nelle colonie. Abbiamo raccontato per molto tempo che cosa avviene nell'Asia Minore. Oggi dobbiamo spostarci in Magna Grecia. In Magna Grecia, nell'Italia meridionale, vive un personaggio che passerà alla storia, molto significativo e importante per tutti, Pitagora. Pitagora è un filosofo vero e proprio, un uomo molto particolare. Dovete pensare che c'erano due tipi di persone attorno a Pitagora, quelle che potevano accedere a Pitagora, ed erano gli aritmetici, e quelli che invece non potevano accedere a Pitagora, ed erano gli acusmatici. Gli aritmetici erano i seguaci di Pitagora, potevano ascoltare le sue lezioni, ma dovevano tenere il segreto. Gli acusmatici si accontentavano di quello che si sentiva dire di Pitagora, al punto tale che la sua fama raggiunse vette impensabili per il mondo dell'epoca e divenne un personaggio popolarissimo, celebre in tanti racconti e in tante storie. La caratteristica fondamentale della filosofia di Pitagora è appunto il numero. Ricordiamo il teorema di Pitagora, ricordiamo lo studio dei numeri, ma i numeri in Pitagora non sono semplicemente delle entità, 1, 2, 3, 4. I numeri in Pitagora non sono neanche delle quantità, una cosa, due cose, tre cose. I numeri in Pitagora segnano invece il ritmo dell'umanità, il ritmo dell'anima, il ritmo delle cose. È come se Pitagora scorgesse nei numeri il segreto che c'è dietro la realtà, il segreto che c'è dietro le cose. Tutte le cose sono fatte di numeri, tutte le cose dipendono dai numeri, tutte le cose hanno una formula, tutte le cose hanno una legge, tutte le cose sono esplicabili attraverso il numero. Il numero quindi smette di essere semplicemente una cifra per diventare qualcosa di più interessante e di più vero. Il numero comincia a essere un concetto filosofico, un concetto umano, un concetto attraverso cui l'uomo entra in contatto col ritmo e col respiro dell'universo. La filosofia di Pitagora raggiungerà il suo apice nel momento in cui affermerà la metempsicosi, ossia la trasmigrazione delle anime. L'anima, quando muore, lascia il corpo, ma l'anima non smette di avere ritmo, non smette di avere corpo, perché il corpo è come il numero. Il numero dà vita a qualcosa di più grande, così il corpo dà vita a qualcosa di più grande, e quando l'anima muore, l'anima passa in un altro corpo, passa in un altro numero, passa a dare vita a qualcosa di più grande ancora. Pitagora, in qualche modo, codifica quindi un passo in avanti nella filosofia enorme, non più la ricerca di un principio naturale, di un principio fisico, ma la consapevolezza del fatto che esiste un ordine, un ritmo, e che in quell'ordine e il ritmo l'uomo può trovare il senso della sua vita. È questo che insegna Pitagora, e ce lo insegnerà ancora domani, ancora qui, ancora a Storie.